Buongiorno amici di Post-it dal Polesine. Abbiamo il piacere di avere in diretta dalla redazione di rovigooggi.it la neo consigliera regionale Laura Cestari. È entrata in consiglio regionale a Venezia tra le file della Lega Nord il settembre scorso dopo la nomina di Cristiano Corazzari ad assessore. Laureata in giurisprudenza, a 38 anni, arriva da Ficarolo dove era assessore appunto fino a quando ha dato le dimissioni da assessore per la nomina a Venezia. Ora a Ficarolo è consigliere delegato del sindaco Fabiano Pigaiani. Da 10 anni è manager della Cargill, sempre da 10 anni collaboratrice giornalista per l'Alto Polesine, per il resto del Carlino. Benvenuta Laura a Post-it dal Polesine. Grazie mille per l'invito. Laura, lei si aspettava che la sua vita cambiasse così di colpo dopo l'elezione a consigliere regionale? Allora, grazie per la domanda. Io partirei dall'inizio, nel senso che è tutto inaspettato, non mi aspettavo nemmeno la candidatura che è arrivata nel giro quasi di poche ore, pochi giorni, quindi in realtà sì, è stato indubbiamente un cambiamento da un punto di vista di meccanismi e da un punto di vista di responsabilità. La realtà è che la mia vita è sempre stata fatta di lavoro duro, pesante, a tutti i livelli, e non parlo soltanto del lavoro aziendale, parlo della politica. Per me la politica non è mai stata un mestiere, in realtà è sempre stata una passione che comporta onori, oneri e responsabilità. Ho sempre lavorato duro, in mezzo alla mia gente, per la mia gente, e sto continuando a farlo. Quindi in realtà sì, il cambiamento c'è, ripeto, da un punto di vista di processi e meccanismi, ma da un punto di vista di impegno e di lavoro per il mio territorio non è cambiato nulla, perché mi sono sempre spesa a 360 gradi. Lei è componente di 3 commissioni consigliari. La prima che si occupa di bilancio e affari istituzionali, la seconda che si occupa di territorio, ambiente e lavori pubblici e la sesta che si occupa di istruzione, cultura, turismo e sport. In quale commissione pensa di poter portare il proprio contributo rispetto alla maturità che ha preso nell'essere manager della Cargill? Allora, fino a 6 mesi fa, quindi a poco prima delle elezioni, avrei detto che le mie inclinazioni, le mie esperienze anche, mi avrebbero portato ad essere un pochino più indirizzata verso la sesta commissione, quindi cultura, territorio, turismo. La realtà è che poi, inserendomi completamente nel meccanismo delle 3 commissioni, mi rendo conto che l'apporto lo posso dare su tutte e 3. Perché il bilancio, al di là comunque del mio lavoro aziendale, l'ho seguito prima come giornalista nei vari consigli comunali, poi esatto, quindi poi all'interno del mio comune, quindi di fatto, chiaro, è un bilancio differente perché quello regionale è mastodontico. Però comunque, ecco, diciamo che l'input, l'approccio c'era, in un qualche modo riesco ancora a dare insomma, in maniera anche concreta il mio contributo. La seconda commissione è un pochino più tecnica perché riguarda i lavori pubblici, l'ambiente, il territorio, però di fatto ci sono argomenti che conosco bene. Parlo della protezione civile, parlo di lavori pubblici anche su strade, quindi insomma a livello territoriale mi porto dietro sempre anche dall'esperienza comunale. Ho già seguito un progetto di legge per la seconda commissione che ho presentato a dicembre e ne sto seguendo un altro che insomma verrà presentato nel giro di poco tempo. Voglio anche dire che al di là di queste 3 commissioni alle quali sto dando veramente il mio apporto totale, ringraziando anche i presidenti che mi stanno veramente aiutando anche insomma nell'entrare nel meccanismo e portarlo anche sul mio territorio, sto seguendo comunque anche aspetti del sociale, quindi fuori da queste commissioni ma legati a queste commissioni, perché poi di fatto in prima passa tutto. Sì, è vero, tutti gli argomenti, certo. Quindi ad esempio le RSA le seguivo prima di entrare in regione e continuo a seguirle adesso, quindi di fatto sto dando il mio apporto indipendentemente dagli argomenti che vengono trattati nelle 3 commissioni a cui appartengo. Sì, infatti la mia domanda adesso sarebbe se c'è una commissione che sente più vicina alle sue sensibilità. Sì, allora la sesta sicuramente, Sì. perché cultura e territorio, niente, sono nelle mie corde,
ho fatto la volontaria e continuo a fare la volontaria sia nell'associazione Pro Loco, che ormai sono della squadra da quando sono nata praticamente, e anche per l'associazione Plastic Free. Quindi in realtà vado a coniugare l'amore per il mio territorio sia a livello di persone, quindi di comunità, sia a livello di ambiente. Sì. Quindi diciamo che la sesta commissione è sicuramente quella in cui abbiamo gli argomenti più vicini a quello che sono io. Però ecco, ripeto, ci sono altri aspetti trasversali alle altre due commissioni che mi aiutano anche, insomma, a portare sul mio territorio tutta una serie di risposte alle esigenze più disparate, quindi indipendentemente dai temi trattati nelle tre commissioni. Bene, l'abbiamo vista infatti firmataria insieme alla collega Simona Bisaglia della mozione per impegnare la giunta regionale contro le trivellazioni in Alto Adriatico, soprattutto quelle di fronte alla costa del Polesine. Come sta procedendo e cosa sta per succedere? Sì, allora intanto saluto Simona, facciamo squadra, Pink Power. Sì, allora il tema trivellazioni è molto sentito, da parte mia particolarmente, perché questa è una battaglia alla quale ho partecipato anche quando ero consigliere provinciale a Rovigo. Quindi in realtà non è una cosa che sto affrontando adesso, d'emblée. Anche perché ogni tanto ritorna il problema, no? Ritorna veramente, sì. Sono una spada di Damocle. Purtroppo sì. E durante diciamo, la legislatura appunto alla quale appartenevo in qualità di consigliere di opposizione, mi sono documentata, mi sono preparata particolarmente sul tema, intervistando anche ingegneri, comunque esperti del tema per capirne di più, perché per poter agire è necessario conoscere, questo senza dubbio. Il tema è sentito, è pesante, ho raccolto un po' le istanze dei vari comuni del Delta che hanno portato anche in consiglio comunale questo tema. Il presidente della provincia Ivan Dallara si sta spendendo a 360 gradi per questo tema, è un tema grave, gravissimo, e lo è perché si tratta sempre di consumo del nostro territorio, la subsidenza procede a grandi passi, nel nostro delta si parla addirittura di un abbassamento di 2 metri, è tantissimo, del nostro letto, quindi di fatto è un tema veramente sentito ed estremamente pericoloso, perché i fontanazzi, insomma, abbiamo veramente dei danni e sicuramente il fatto che ci siano queste manifestazioni che fanno comprendere che qualcosa sta succedendo. Certo. Quindi presentando questa mozione la presenteremo insomma in uno dei prossimi consigli regionali, la regione viene a prendere una posizione, adesso è depositata, si deve ancora votare, quindi aspettiamo insomma il voto del consiglio regionale, che spero naturalmente possa essere unanime, però insomma questo non lo decido io, farò di tutto affinché lo sia. La regione appunto viene a prendere una posizione e la giunta regionale si impegnerà con il governo per capire che cosa si può fare, quindi se bloccare questo processo o comunque se si possa in un qualche modo agire per diminuire insomma il danno che già comunque è in atto. Sì, perché queste autorizzazioni per le estrazioni sono state concesse dal ministro Franceschini e dal ministro Cingolani, che è il ministro per la transizione ecologica. Con quest'ultimo, tra l'altro, la Regione Veneto in questi giorni si è confrontata per gli obiettivi sul PNRR e gli assessori Roberto Marcato e Giampaolo Bottaccin hanno avuto come indicazione chiara quella di arrivare a una produzione di energia elettrica al 70% da fonti rinnovabili. È di estrema attualità la richiesta di Coldiretti di vietare il fotovoltaico in campagna sul suolo agricolo e nella sua seconda commissione è approdato il PDL 41. Pensa che lo stop delle ultime settimane sia per una modifica rispetto a quanto presentato dal PDL 41? Allora, il tema è delicatissimo, nel senso che ci sono veramente tanti fronti aperti sulla questione. Il fatto che questo PDL sia in giacenza, per cui fermo, di fatto apparentemente bloccato, non è sinonimo del fatto che non ci si stia lavorando o che qualcuno dall'esterno stia bloccando il lavoro della Commissione, no.
In realtà chi ha presentato il progetto di legge insieme alla Presidente Silvia Rizzotto stanno lavorando alacremente per riuscire a creare un testo di legge che non sia impugnabile, Sì, perché c'è questo pericolo. esattamente, anche le altre regioni stanno mandando avanti dei testi, ma in maniera veramente puntuale quasi tutti questi testi vengono impugnati e quindi poi di fatto annullati. Certo, un lavoro inutile. È un lavoro inutile e si danno anche speranze inutili poi di fatto agli agricoltori o a chi effettivamente il fotovoltaico non lo vuole per tutta una serie di ragioni. Quindi il blocco di questo progetto di legge è semplicemente un blocco dovuto ad un lavoro veramente puntuale, veramente pesante su questo progetto. Quindi dobbiamo veramente rendere il testo fruibile e inimpugnabile. Ok, quindi è solo una questione di qualche tempo, però i lavori ci sono. Assolutamente Sono sì. in atto. Lei si è fatta votare a maggioranza il progetto di legge delle istituzioni della conferenza dei sindaci del Delta Sì. del Po e della Riviera del Brenta. Tralasciando il veneziano, i nostri sindaci avranno una dotazione finanziaria per cominciare le attività della conferenza? Sì, assolutamente sì, si tratta di 100.000 euro, quindi 150.000 sul Brenta e 100.000 per il Delta. Sì. È un provvedimento che è stato accolto peraltro veramente con estrema gratitudine dai sindaci del nostro Delta, dalla provincia anche, perché durante le audizioni era presente anche un esponente della provincia, quindi insomma è assolutamente una rampa di lancio, un volano per iniziare e continuare anche ad investire su questa zona che ho sempre definito un po' come la Camargue del Veneto, quindi ecco, abbiamo assolutamente delle grosse possibilità su quest'area. Ho una curiosità, Sì? Adria, che si definisce da sempre la porta del Delta del Po, non è all'interno di questa conferenza, perché? Allora, il progetto, e su questo c'è l'accordo generale peraltro dei sindaci del Delta, riguardava soltanto i comuni di area interna. Adria non è area interna, però vorrei aggiungere una cosa, non è che la regione o i consiglieri regionali si sono dimenticati di Adria. È stata citata Adria sia in sede di audizione in prima commissione sia durante il consiglio e di fatto è stato accettato un ordine del giorno che prevede anche per un futuro, adesso i tempi li vedremo, però prevede per un futuro l'inserimento all'interno di questo progetto di Adria e Papozze. È un ordine del giorno, quindi significa che andrà ancora valutato, al limite si andrà a modificare il progetto di legge più avanti, però la possibilità si è aperta. Al momento non è inclusa perché non è appartenente ai comuni di area interna. Bene, con Bisaglia, tra l'altro vorrei sottolineare questo tandem di appoggio Certo. tutto rosa e femminile del Polesine che mi rende orgogliosa, devo dire la verità, ha firmato la mozione per gli aiuti economici alle categorie del mondo del wedding. Ce lo spiega? Sì, allora, intanto vorrei fare, ecco, un incipit, perché quando si parla di wedding, Sì. in maniera un po' riduttiva, no? Si pensa al mondo delle bomboniere, dei confetti, degli abiti da sposa. In realtà il comparto è ricco di realtà, perché parliamo di fiori, di fotografi, di ristoranti, di agenzie di viaggi, cioè è veramente un comparto che addirittura contribuisce al 10% del PIL regionale dati alla mano. Quindi è tantissimo, pensiamo solo ai viaggi di nozze a Venezia, cioè veramente è un indotto importante. Allora, che cosa è successo? Il governo Conte, che utilizzava nei decreti ristori i codici Ateco, Sì. per questo comparto ha deciso di utilizzare solo alcuni codici, dimenticandosi di altri. Quindi di fatto alcune realtà appartenenti al comparto wedding hanno potuto ricevere i famosi ristori. Tutte le altre che non erano inclusi nei codici Ateco considerati non lo hanno potuto fare. Quindi di fatto tutti questi imprenditori, tutti questi operatori del settore sono rimasti esclusi. Peraltro, anche se in alcuni casi sono stati dati ristori, mancava una linea programmatica, mancava una struttura anche sulla ripresa, quindi appariva effettivamente un mondo completamente abbandonato. Dimenticato. Assolutamente, quindi ho accolto di buon grado io insieme alla collega e ad altri colleghi del Consiglio regionale questa richiesta e l'abbiamo trasformata in una mozione da presentare alla Giunta e poi dalla Giunta al nostro governo centrale. È stata approvata, per cui sono particolarmente orgogliosa di questo risultato. Bene.
E passiamo invece a un aspetto che era quello del suo lavoro, della sua collaborazione con il Resto del Carlino. È Sì. stata annunciata la chiusura della redazione del Resto del Carlino di Rovigo. Lei, appunto, l'abbiamo già detto, è una storica collaboratrice del quotidiano del gruppo QN. Sappiamo che si sta impegnando per scongiurarne la chiusura. Sì. Ci racconta un po' cosa sta organizzando? Assolutamente. Allora, ho già depositato una mozione, sempre insomma presso il Consiglio regionale, che verrà presentata peraltro martedì in aula, sempre affinché la Giunta si faccia portavoce di questo profondo disagio. Perché? Io ho ragioni di cuore, naturalmente, che mi legano a questo giornale e lo devo dire ed è inevitabile. Ma ricordiamoci che questa redazione è una redazione storica, è nata nel 1885, il Carlino è nato nell'85, questa redazione credo che sia sul territorio di Rovigo da oltre 70 anni, quindi si tratta veramente di una testata storica del nostro territorio. È una testata nella quale veramente i collaboratori stanno lasciando la pelle, perché non lo si fa per la remunerazione, lo si fa per una passione, lo si fa per raccontare la storia del nostro territorio, che sia alto, medio, basso polesine, qui non c'è distinzione, e i nostri piccoli paesi, grazie a questa testata, insieme ad altre naturalmente, danno la possibilità anche ai nostri piccoli paesi di poter vivere su quelle pagine e raccontare le nostre storie, quindi questa è un po' la ragione di cuore. Poi è chiaro che c'è un diritto al lavoro che è sacrosanto, per cui tutti questi collaboratori e tutti quelli che stanno lavorando da decenni all'interno di questa redazione credo che abbiano assolutamente il diritto di vedere il loro posto, la loro posizione mantenuta e di rimanere a raccontare quella che è la storia del nostro territorio. Certo, io poi parlo da giornalista Certo. e la perdita di un quotidiano è la perdita di una fonte, è la perdita di qualcuno che garantisce il diritto all'informazione, quindi è comunque in ogni caso una gravissima perdita, Verissimo. che scongiuro pure io. Grazie a Laura Cestari, le auguriamo un buonissimo lavoro a Venezia, grazie di essere venuta qui con noi a rovigoggi.it, grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso, possono rivedere questa puntata dalla pagina Facebook di rovigoggi.it e dal canale YouTube di rovigoggi.it. Il nostro è un arrivederci alla prossima puntata. Buona giornata a tutti!